ormai quasi una decina di anni fa, si sono cimentati nella parte italiana di quello che è la via Francigena, insomma. Non tutto il percorso che vedete lì, ma però si spiegano meglio loro. Comunque sempre un migliaio di chilometri sulle gambe, infatti, insomma. Chiudo qui perché i tempi sono un po' stretti, lasciamo la parola a loro e alle fotografie. Vi chiedo solo una cosa, una cortesia, quando uscite, se siete soddisfatti della serata, noi qui purtroppo abbiamo delle spese fisse, c'è una cassettina, quello che ci lasciate ci permette di pagare le spese della sala, dell'organizzazione della manifestazione, insomma. Vi diamo appuntamento poi al mese prossimo, ma magari ve lo ricordo in chiusura. Lascio la parola a Tiziana e Agostino e buona serata a tutti. Buonasera. Buonasera intanto, grazie di essere venuti. Non lo so, lo avviciniamo, ditemi fino a quando. Sì, funziona. Vediamo un attimo. È sufficiente, così si sente bene in fondo? Sì, si sente bene, altrimenti bisognerà alzare un attimo il volume. Continuo a parlare, sì, per vedere se riusciamo a ottimizzare. Va bene, va bene. Bisogna avvicinare un po' il microfono. Giralo un po'. Sì. Così va meglio? Sì. Bene, lo gireremo un po' di qua, un po' di là, a seconda di chi parla. La via Francigena è una dei tre, diciamo, pellegrinaggi, cammini che ci sono, che c'erano, perché adesso il camminare da un po' d'anni, da una decina d'anni o forse anche un po' di più, non è più una novità, e quindi tutti quanti vogliono un cammino a casa propria e si inventa un po' di tutto. Quindi i tre cammini fino a qualche decina d'anni fa, anche fino a 15 anni fa, erano tre. E questo, la via Francigena, il cammino di Santiago, molto 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 più famoso, e poi c'era il cammino che da Roma va verso Gerusalemme. Naturalmente la parte terra fino in Puglia e poi si prendeva il traghetto. Così succedeva ai tempi che furono, diciamo, no? Nei secoli. Oggi le cose sono anche un po' cambiate. Tornando alla nostra Francigena, la via è molto bella, è più lunga del Cammino di Santiago, anche perché comincia a Canterbury, sud Inghilterra come vedete, si deve traghettare, si attraversa la Francia nord-ovest, sud-est, fino a metà naturalmente, c'è un pezzo di Svizzera e poi siamo in Italia. La via Francigena è questa via Francigena, perché poi ci sono delle varianti chiaramente. Un attimo solo. C'è un testo che non funziona, passiamo avanti. Ecco, questa è la via Francigena italiana. Avete visto la via Francigena, diciamo, totale, e qua si vede un qualche cosa in più. Non solo, diciamo, l'entrata per il Gran San Bernardo, diciamo, per la Svizzera, ma bensì si entra anche dalla Val di Susa e molto molto meno da Ventimiglia. Da Ventimiglia entra la Bassa Francia e Spagna e Portogallo, e dalle altre due entrate entrano tutti gli altri, diciamo, no? Dalla Francia, dai paesi del nord. In principio poi ci sono altri, diciamo, come in un fiume ci sono tutti gli affluenti, no? Ci sono altri itinerari che entrano dal nord, quindi dal Gottardo, dal Brennero, e da est verso l'Austria, diciamo, no? Da Treviso.
però sono minori. Le confluenze le vedete da Susa, si incrocia il percorso di Gran San Bernardo a Vercelli, e poi da là la grandissima parte, per la grandissima parte di pellegrini la via è comune e si va a Roma solo per una via, non ci sono neanche varianti tutto sommato, tranne qualche stupidaggine. Sono 1000 chilometri del Gran San Bernardo. Noi abbiamo scelto questa percorrenza, diciamo. Si poteva anche scegliere la percorrenza, diciamo, dal Monginevro. L'abbiamo scelta perché il primo scritto documentato di questa via è stato scritto dal segretario di un vescovo, il vescovo Sigerico, che ritornando a casa da Roma nel 990 d.C. percorre e descrive questo itinerario nel ritorno, e diciamo questo vescovo con il suo seguito diciamo, ha percorso la parte che avete visto un attimo fa, quindi da Canterbury, il nord della Francia, ed è entrato nel Gran San Bernardo. Ecco, voglio dire anche un'altra cosa: se noi cammini ne abbiamo fatti diversi, e quindi prima di fare questo ne avevamo già alcuni in attivo, però questo era un po', ci sembrava un po' lungo, perché conoscendo un po' il percorso a Spagna, diciamo, come appassionati di geografia, di storia, eccetera, sapevamo che c'erano tante pianure, tante montagne, specialmente la Toscana e il Lazio, e quindi poi gli anni passano. Io non avevo proprio deciso, se non fosse stato per mia moglie forse non saremmo partiti per fare questo cammino. Cosa possiamo dire dei cammini? Tutti e tre i cammini, ma anche altri cammini, specialmente questi qua, sono i tre principali, sono cammini, diciamo, tra virgolette, un po' religiosi, con delle differenze dall'uno all'altro. A Santiago si andava praticamente, parliamo del passato, non del presente, o nel presente presente, si andava per espiare una colpa, un grave torto che poteva essere un omicidio o qualche cosa del genere. Alle volte si andava per espiare la colpa. Chi magari non poteva essere espiata anche in altro modo, qui diciamo in terra, magari costruendo una chiesa, aiutando in modo consistente di qua e di là. Chi non aveva denaro partiva. Questi cammini si possono percorrere da pellegrini, da turisti, a piedi, in bicicletta, in auto. Sono diversi sistemi, diciamo, da percorrere queste esperienze. E noi abbiamo sempre scelto le esperienze del pellegrino povero, che cerca di andare in povertà non per spendere meno, ma per scelte di vita, io direi. E comunque ben venga un po' il tutto, diciamo, tutte le partecipazioni. Una volta chi partiva salutava gli amici, la famiglia, scioglieva gli impegni che aveva, faceva testamento e poi partiva. Molti non tornavano, più di qualcuno, insomma, abbastanza non tornavano più a casa. I tempi non erano i nostri, con tutte le sicurezze, con tutti i diritti, e quindi briganti, guerre, pestilenze, si trovava un po' di tutto in giro. Lungo queste vie oggi abbiamo degli ostelli. Ostelli possono essere anche bed and breakfast, possono essere commerciali oppure ospitalità povera. Ecco, noi abbiamo, come vi dicevo un attimo, scelto l'ospitalità povera. Una volta gli ostelli erano molto, diciamo, fitti lungo questi percorsi, anche perché non avevamo le strade, i sentieri, gli itinerari in generale segnati e serviti bene come adesso. Una volta sicuramente non c'era il telefono, ma non c'era la polizia, non c'era
insomma si andava sempre per sentieri, per mulattiere, insomma, e per strade consolari romane soprattutto. E quindi un pellegrino una volta, quando partiva, faceva queste cose. Da quando, diciamo, sono cominciate queste vie, da quando sono cominciate a essere frequentate, ma da fine dell'impero romano e anche durante l'impero romano, periodi a parti, diciamo, di vie, perché Roma è stata sempre Roma, tutt'oggi Roma e attira il mondo. Santiago si andava, vi dicevo un attimo fa, per espiare una colpa, mentre invece la via Francigena poteva essere sia religiosa sia per commerci. Al giorno nostro invece, sapete, si va perché si ha piacere di andare per tutti i motivi che possiamo avere il motivo religioso, possiamo non averlo, possiamo avere appassionato di storia, per provare fisicamente come andiamo, cosa ci consente il nostro fisico, per incontrare persone nuove. I motivi sono tanti e questa sera appunto vedremo le foto e sono anche abbastanza, direi, parleremo, speriamo il meno possibile perché altrimenti arriveremo a mezzanotte e così. Noi abbiamo percorso questo itinerario in 3 volte e abbiamo cominciato, perché anche noi abbiamo degli impegni a casa, andando via noi non c'è nessuno, abbiamo degli impegni, non possiamo stare tanto tempo, anche se abbiamo figli che diciamo danno una mano se non siamo a casa. Abbiamo fatto 6 partite del Gran San Bernardo e fino a Pavia, primo tratto, il secondo tratto da Pavia siamo andati a Lucca e poi da Lucca siamo andati a Roma. Avevamo pensato di fare 4 diciamo, tronconi, però una volta arrivati a metà strada tra Lucca e Roma ci siamo guardati e abbiamo detto ma non è meglio che andiamo a Roma e abbiamo continuato un'altra quasi decina di giorni. Ecco, direi che possiamo cominciare. Poi alla fine se ci sono bisogni, se volete qualche cosa capire, eccetera, e sarebbe da parlare una settimana sulla via Francigena. Ci sono delle guide, questa è la guida della via Francigena che parte però dalla Val di Susa. Abbiamo altre notizie, oggi c'è internet che ci spiega, facendo la Val d'Aosta e avanti. Quando si parte si ha una credenziale, questa è una credenziale valida sia per il Cammino di Santiago sia per la via Francigena. Diciamo che qua in parte c'è la data di partenza, il luogo e data di partenza e in fondo si lascia in bianco quando si parte e c'è la data di arrivo e dove si arriva. Ogni tappa almeno un timbro, di solito è l'ostello dove ci si ferma. E con questa credenziale possiamo andare nelle accoglienze, diciamo, lungo il tragitto. Le accoglienze sono alle volte religiose, parrocchie e conventi, alle volte pubbliche, comuni, alle volte ci sono delle confraternite. Si trova sempre un letto, più o meno in ordine, più o meno di qualche sorte, con una doccia. Alle volte c'è anche il servizio cucina e così. Si parte, siamo a metà giugno, a 2500 metri. E vedete il colle Gran San Bernardo. Dopo un discreto peregrinare in treno, perché i cambi sono stati più di uno, arriviamo ad Aosta. A Aosta ci aspettava un pullman e a metà pomeriggio eravamo su al Gran San Bernardo, non proprio sul colle, perché come vedete no, scusate ancora perché devo imparare. Siamo andati qua. Sì, qua. Ecco, allora, vedete, il passo è qua su. Questo è l'ospizio del Gran San Bernardo, però
vedete che il confine è qua. Il confine è a 300 metri in territorio, diciamo, sud del passo. E il passo è qua su. Qui c'è il rifugio, diciamo, no? Dove ci sono anche i cani San Bernardo, l'allevamento di cani. Questo rifugio, no? Questo ostello è stato fatto fare da San Bernardo, da vescovo Bernardo, vescovo di Aosta, ancora nel 1100, 1100 e qualche. Qua siamo a quasi 2500 metri, vedete che a giugno c'è ancora il ghiaccio, c'è questo laghetto tutto ghiacciato. Andiamo, c'è, diciamo, la parte per i pellegrini, su al passo si compila la credenziale, ci offrono una bella tazza di tè, visitiamo la chiesetta con San Bernardo e poi piano piano torniamo indietro. Ecco, laggiù in fondo c'è la parte italiana, laggiù in fondo la parte italiana con il piazzale dove si ferma il pullman. Questa è la strada delle Gaglie che comincia dal Po, appena dopo Piacenza, e praticamente porta in Francia, passando per il Gran San Bernardo, perché una volta si passava quasi esclusivamente per il Gran San Bernardo, e si scende giù al lago di Ginevra. Vedete, abbiamo ancora un mondo pieno di neve. Gli svizzeri hanno recuperato un pezzettino di strada romana che arriva su, un pezzettino di basolato. Scendiamo e dormiremo. Scusate, questo è un signore che abbiamo conosciuto da Aosta, anche lui aspettava il pullman per cominciare anche lui la Francigena. Ci siamo conosciuti là in sala d'attesa e poi è sempre stato con noi fino a Pavia. Noi siamo tornati a casa e lui invece ha continuato, è arrivato fino a Roma. E siamo sempre stati assieme. Sì, lo abbiamo trovato in stazione ad Aosta con gli scarponi ai piedi E lo zaino è già pronto per partire. Chiamava mamma Tiziana qua. Ecco, qui lasciamo, neve si scioglie, acqua dappertutto e la primavera stava prendendo il sopravvento, insomma, su a 2400-2300 metri. Dormiremo in questa casa cantoniera, che è l'ultima casa cantoniera italiana, è appena 10 minuti sotto il passo. Veniamo accolti anche prima della partenza con diciamo una piccola intervista per una TV locale. Mattino presto sempre, vedi il sole, facciamo colazione e si parte. Questa è una lapide che è stata messa perché c'erano degli zingari stagnini che dovevano scendere a valle, il tempo era pessimo, anche i frati su del convento avevano sconsigliato di muoversi, ma loro sono partiti perché avevano voglia di tornare a casa dopo tanti mesi di permanenza all'estero in Svizzera, e purtroppo una valanga li ha colti di sorpresa e sono morti tutti. Allora hanno messo questa, era una bella descrizione così, diciamo, poetica. La Val d'Aosta è bene, diciamo, attrezzata come tabelle indicatrici per la via Francigena, ma anche per i suoi itinerari. Si scende, naturalmente con tanta neve in cima che si scioglie, abbiamo trovato un sacco di acqua. Acqua è una fioritura bellissima proprio, era metà giugno neanche, era una cosa meravigliosa, questi prati proprio pieni di fiori, naturalmente più a valle che si scendeva. Troviamo il primo abitato di Saint-Rémy, un abitato una volta era abitato da gente che faceva una vitagramma, oggi è un villaggio turistico. Poi scendiamo ancora
E qua vediamo che la primavera è avanzata, ci svestiamo un po', mettiamo via le cose d'inverno e Si conta una fontana con l'acqua, ma c'è l'acqua per tutto. perché l'acqua su un cammino è la cosa più indispensabile. Troviamo un po' di tutto, l'acqua impetuosa, qua siamo già a metà valle, sono 30 km dal passo fino ad Aosta, un'altra cittadina turistica, e arriviamo ad Aosta. Questi sono i due campanili della cattedrale. Non la visitiamo subito a Aosta, eravamo veramente stanchi come primo giorno perché l'allenamento magari non è ancora al massimo, e siamo ospitati presso la parrocchia di Saint Martin, che è all'estremità, diciamo, ovest. È un bel mini appartamento, veramente molto bello. Il giorno successivo, alle 7 di mattina, siamo davanti alla cattedrale, forse anche un po' prima. La visitiamo. Non visitiamo la parte romana, che è molto interessante perché l'avevamo visitata più di una volta in passato da turisti normali. Attraversiamo la piazza del municipio, lo vedete, non c'è un cane, e troviamo per fortuna un bar, facciamo colazione e poi si continua. Foto di rito all'arco romano di Aosta e si va. Ecco, non scendiamo la valle sul piano, no? Perché la salita, diciamo, dal Piemonte ad Aosta è 600 metri di quota, è lenta e sembra quasi un piano, no? Una leggera salita, quindi noi dovremmo aver fatto una leggera discesa, ma niente. La prima tappa, per esempio, facciamo 800 metri di dislivello in su e altrettanti in giù circa, perché c'era la via di terra una volta, però la via di terra spesso con i torrenti che esondavano e così non si poteva percorrere spesso, e quindi c'era anche la via di monte, e in questo caso noi diciamo non siamo mai stati sulla destra, praticamente quasi mai stati sulla destra orografica della Dora Baltea, ma praticamente a mezza montagna sulla sinistra. E abbiamo scoperto una Valle d'Aosta molto differente che quando si faceva in macchina per l'autostrada. L'abbiamo trovata abitata, siamo passati innanzi a diversi castelli. Ecco l'aeroporto di Aosta, e Aosta in fondo. Cominciano i primi vigneti. Un'altra cosa da dire nella Val d'Aosta, li abbiamo trovati anche prima di questa tappa, scendendo al Gran San Bernardo. La Val d'Aosta è una regione abbastanza secca e durante il periodo medievale, tardo medievale e rinascimentale, sono stati scavati dei rus, li chiamano loro. Sono dei ruscelli, dei canali a mezza montagna dove l'acqua dei ghiacciai viene distribuita per le coltivazioni. Sopra, in questo caso, come avete visto, avevano messo delle assi come itinerario per la via Francigena, e non solo per chi vuole fare anche delle escursioni. Qui stavano bagnando i campi perché era veramente un mese molto asciutto quell'anno, giugno, e allora si approfittava, si andava sotto a farci una doccia perché faceva veramente tanto caldo. Sì, dovete molto divertente. tenere presente che abbiamo dormito su in cima a 0 gradi praticamente di notte, e a Aosta minimo erano 30 gradi, un caldo terribile. Ecco, la parte che abbiamo, tutta la parte della Val d'Aosta l'abbiamo praticamente fatta da paesetto a paesetto, e anche spesso dentro per portici, per cose un po' particolari. Châtillon, la seconda tappa, si dorme qua. Dormiamo presso, ho fatto ancora guai. Ecco bene. Dunque torniamo avanti. Ecco, abbiamo dormito qua presso un convento francescano, una stanza sola con bagno, e eravamo in 3 come abbiamo fatto. Il giorno successivo si parte, sempre da
Châtillon. E guarda il caso che ha voluto così, abbiamo trovato sul punto di partenza, li abbiamo proprio trovati là, appena arrivati anche loro, siamo arrivati insieme, una coppia, lui preside in pensione, lei insegnante in pensione, e erano partiti da Canterbury. Una coppia di Verona. Una coppia di Verona, sì. Un bel incontro e abbiamo fatto 2 tappe insieme. Poi loro andavano più tranquilli, avevano più tempo e li abbiamo lasciati a Ponza Martano. Ecco qua lo stesso, camminiamo sempre a mezza montagna, ogni tanto arrivava giù un bel torrente che alimentava i ruschi che vi dicevo un attimo fa. Siamo passati, questo è il castello, non mi ricordo, un attimo di amnesia. Continuiamo, ne abbiamo visto diversi castelli. Sì, è il castello di Montjovet. Poi dall'altra parte del valle c'erano degli altri castelli che si vedevano. La Val d'Aosta è famosa per i suoi castelli. Sì. Questo è il castello di Verres, e dove ci siamo fermati a dormire in uno ostello della ferrovia. Ecco qua, tenuto in ordine, la gestrice ci ha fatto anche la cena. Qui abbiamo un grande torchio, ne abbiamo trovato più di uno per questi paesi. Intanto vedete come sono sistemati bene, restaurati con gusto e con capacità. Questo è un torchio per il vino, non per il vino, per la vinaccia, per estrarre quanto rimane nella vinaccia, come facciamo noi con il torchio. Una volta separato il vino dalla vinaccia serve il torchio. E sono torchi consortili, quindi ognuno, pubblici diciamo, no? Ognuno lo adopera per gli orari che serve, si prenota e così. Oggi sono agricoltura arcaica. Ecco, questa chiesa di San Martino a Donà è una romanica molto bella, una tra le più belle che abbiamo visto, chiusa e quindi si conserva ancora. Sì, bisogna dire che le chiese sono praticamente tutte chiuse. Se non arrivi di domenica e negli orari delle funzioni, difficilmente li trovi aperti. Si trovano molti capitelli, ecco, ci avviamo, diciamo, partiamo da Verres e Mattino e arriveremo, e non sappiamo dove Asti, noi arriveremo a Borgofranco. E mentre invece i nostri amici, gli amici che abbiamo trovato, i nostri colleghi pellegrini, si fermano a Ponza Martè, che è l'ultimo comune valdostano. Ecco, questo è uno dei tanti ponti sulla Doria Valtea, i ghiacciai sciolgono e vedete l'acqua non sporca, però molta insomma. L'acqua di ghiacciai, Sì. Andiamo verso Bard. Ecco Bard, forte, fatto costruire dai Savoia, e serviva per sbarrare la valle, perché la valle qua è molto stretta come vedete. Si poteva transitare solo per questo portico. Questo era il portico per andare nella valle, diciamo, nella Val d'Aosta, per andare su verso Aosta, altrimenti non si passava. Oggi c'è anche la circonvallazione e c'è anche un'autostrada, ma una volta era così. È passato anche Napoleone di qua e poi è meglio non dilungarsi troppo, altrimenti non finiamo più. Appena dopo Bard troviamo, c'è il paese, c'è il comune di Donà. Donà ci mostra una strada romana, un pezzo di basolato originario romano, non come quello che abbiamo trovato in cima al Gran San Bernardo, ma queste sono le pietre calpestate da Giulio Cesare con le sue legioni, da tutti i conquistatori che sono andati di qua e di là, compreso Napoleone. E questo è sempre un portico, si passava di qua, si veniva su e si arrivava là. Questo è Pont Saint-Martin. Vediamo questo ponte. Sotto questo ponte passa l'acqua che arriva da Gressonei, praticamente metà dell'acqua che scende dai ghiacciai del Monte Rosa. Noi qua continuiamo
perché eravamo prima di mezzogiorno a Pont Saint-Martin, la giornata è lunga, tempo ne avevamo poco e cercavamo di ottimizzare il tempo. Grazie. Ci siamo fermati al primo pollaio, ossia abbiamo trovato un gradino sul quale sedersi, come vedete qua, non ci siamo seduti invece di sedersi proprio per terra, abbiamo trovato, di qua sono le galline, di qua siamo noi, i proprietari sono là vicino. E ci hanno offerto anche il caffè. Sì, però prima di interloquire con noi ci hanno pensato un po', perché ci hanno detto qui passano praticamente solo stranieri e quindi noi non sappiamo come parlare, parliamo noi, ma ognuno parla nella sua lingua e non ci si capisce, e invece quando ho sentito che si parlava italiano, allora a quel punto Ci hanno offerto il caffè. ci hanno offerto il caffè, abbiamo chiacchierato un po', erano anche loro di origini venete. Sì. Qua ci sono ancora vigneti della Bassa Valle, anzi non siamo più in valle, siamo in Veneto, siamo noi in Veneto, scusate, siamo in Piemonte. Sì, andiamo verso Borgofranco, troviamo qualche capitello, ancora qualche villaggio e qualche castello. Ecco, questo è un battistero famoso, però abbiamo potuto visitarlo, affrescato dentro, vedete che è romanico anche questo qua, quindi i suoi 1000 anni si vedono subito. Continuiamo, andiamo avanti, non siamo ancora in pianura, siamo sulla morena, diciamo, destra del ghiacciaio che arriva giù dalla Valle d'Aosta. Sta per finire comunque, perché a Cavaglià, dove arriveremo tra poco, tra non molto, oppure Ivrea, In pianura. ecco, sono giuste diciamo, per confine tra collina e pianura. Castello di Ivrea, la cattedrale di Ivrea con la cripta. Ogni tanto si trovano delle soste per pellegrini, come vedete. Una fontana, una panchina. Non serve altro. Ecco, qui è dove si pranza quel giorno là, chiesetta di San Pietro. L'età è sempre la medesima, diciamo, no? Perché in campagna non ci sono cose, diciamo, strabilianti da vedere. Ci sono tutti questi edifici che sono tutto sommato quasi tutti romanici. I palazzi li troviamo poi in città, i palazzi rinascimentali. Bellissimo anche questo qua, se pensiamo che sono solo edifici che hanno 1000 anni. Il lago di Viverone, per chi lo conosce, un'altra chiesetta più o meno degli stessi anni, quello che rimane di una chiesetta. E poi arriviamo a Cavaglià. Cavaglià è proprio l'ultimo paese, l'ultimo comune che troviamo sulla morena. Appena fuori Cavaglià comincia la pianura padana. Qui troviamo un ostello comunale, un bello ostello comunale, qua c'è la chiesa, c'è la figura, il segno del pellegrino davanti all'ostello, e questo è l'ostello. Era una sera di partita, quindi Importante, non mi ricordo cosa, non c'era nessuno. non c'era nessuno per la strada e abbiamo pranzato in piazza noi soli. Si parte al mattino, questa è una cappella poco dopo Cavaglià e questa è la pianura padana. Vedete il primo mais, ma troveremo anche, questo è il canale Cavour, famosissimo, che dà l'acqua praticamente a tutte le risaie. Le risaie cominciamo a vederle appena fuori Cavaglià, le prime risaie. E le troveremo fino praticamente prima del guado di Piacenza, fino al nord. A posti diciamo, a coltura unica, a posti mescolate a altre culture. Mais, soia. Ecco, abbiamo soia. Arriviamo a Santiago. Qua siamo proprio dentro, da qua cominciano proprio le risaie. È una città elegante, ricca, si vede subito, insomma, non da pellegrini
che arrivano, ma a noi non interessano queste cose, abbiamo comprato quello che dovevamo comprare e abbiamo continuato. E qua comincia Il deserto verde. il deserto verde, lo chiamiamo, perché ci accompagnerà più o meno fino al po', con pochi abitanti, diciamo. Ecco, per esempio, tra Santià e Vercelli c'è solo Germano Vercellese, un paesotto un po' abbastanza molto malandato. Non si dà una cazzuola di malta o una pennellata a una casa dal dopoguerra, perché ci dicevano là che il riso è l'oro bianco di quelle zone. Però una volta c'era lavoro un po' per tutti, oggi è tutto meccanizzato, quindi ci sono le grosse aziende e si fa tutto a macchina, quindi è sparita la manodopera locale. Le risaie sono poco abitate e devi camminare a volte qualche ora, a volte per trovare un'abitazione, oppure la vedi ma è da tutt'altra parte e non puoi camminare in mezzo alle piantagioni di riso perché c'è l'acqua. E qua eravamo rimasti senza acqua e siamo arrivati in questo paese, erano le 3 del pomeriggio, eravamo veramente cotti tutti e 3 e avevamo preso tanto sole e abbiamo trovato questa fontana e per noi è stata una benedizione. Abbiamo bevuto più dei cammelli. Abbiamo smesso a un certo punto, si aveva ancora bisogno per paura di problemi fisici, e abbiamo fatto un po' di strada anche fuori del principale tracciato Per trovare l'acqua. Prima abbiamo provato con un cimitero era chiuso e con il muro alto 2,5 metri e non si poteva per nessun modo andare dentro. E poi abbiamo trovato qua in piazza, insomma. Esperienze che ci sono. Ecco, questo è il riso. Questo è il riso con le case padronali. Sembrano vicine, ma per arrivare ad una casa devi fare tutto un giro perché appunto non puoi attraversare. Non sono come i nostri campi che al limite attraversi e vai. Sono grosse proprietà queste qua e vedete tante case, un'infinità di case, e ospitavano anche 200 mondine nei periodi quando si coltivava il riso a mano. Per questo sono grandissime queste fattorie e sono disabitate e chiuse, tutte chiuse. Si arriva a Vercelli. Anche qua il giorno dopo siamo arrivati a Vercelli e anche qua caldo, tremendo, siamo passati davanti ai pompieri, hanno avuto pietà di noi 3 e ci hanno fatto entrare e ci hanno dato l'acqua fresca e così poi abbiamo fatto una foto ricordo perché sono stati veramente gentili. Anche loro, la via Francigena non è tanto frequentata, loro si parlava qualche anno fa di 3-4 mila persone all'anno contro i 300-400.000 del Cammino di Santiago, quindi pensate, è una novità se vedono qualcuno passare di solito. Qui ci siamo fermati e abbiamo dormito qua, è un convento francescano del 600, messo alquanto male anche questo qua perché spesso non ci sono i soldi per sistemare, no? Per restaurare. Mattina successiva si parte, a bordo città c'è il fiume Sesia, a bordo città proprio vicini al monastero, al convento, e passiamo di là del Sesia. Anche il Sesia contribuisce come acqua per le risaie. Arriviamo dopo 7-8 km a Palestro, famoso per la battaglia, prima battaglia di indipendenza tra il regno di Sicilia, di Sardegna e gli austriaci del Lombardo-Veneto. Continuiamo, troviamo a Robbio una chiesa di San Pietro, bellissima anche questa qua, però anche questa qua chiusa. Sappiamo che è bellissima, piena di affreschi, sia perché vediamo che è romanica, sia perché la guida ci dice che dentro è interamente affrescata. Ecco la parte retro,
Questa chiesa era fuori del perimetro abitato, era una chiesa di campagna, poi l'uomo ha costruito intorno case e casette. Ecco, qui incontriamo, Una coppia di giapponesi, non sono giapponesi, sono canadesi. canadesi, scusate, e facevano l'inverso, sono partiti da Roma e andavano a Santiago, anche loro, no? Sì, ci siamo abbracciati, ci siamo scambiati 2 foto e poi ognuno per la propria strada. Buon cammino, tutti quanti, ognuno per la sua strada. Ogni regione, ogni provincia, ogni comune alle volte cambia il sistema per segnalare la via Francigena. Ogni tanto fotografiamo questi segni. Prima di arrivare a Mortara troviamo la Madonna del Campo, una chiesetta squisita che è del fuoco esquisita. Bellissima. È bellissima con... Questa era aperta. Questa sì, era aperta e ci hanno spiegato che qua in cima, pittore non conosciuto da noi, però è Bialetti, forse qualcuno lo conoscerà, e ha dipinto la battaglia tra Desiderio, re dei Longobardi, e Carlo Magno, re dei Franchi. E sarà, con questa battaglia, ci sarà la fine del regno longobardo in Italia. Comunque la bellezza di trovare le chiese aperte, oltre che gustare le opere d'arte e così, è anche un motivo per fermarsi e soprattutto ce ne sono sempre fresche. Una cosa che d'estate, quando sei stanco, sudato, approfitti appunto a volte anche delle chiese aperte per sederti 10 minuti, togliere lo zaino e stare 10 minuti al fresco, insomma. Ecco, questa è Mortara, un centro agricolo grosso al centro. Dormiremo qua, saremo ospiti qua questa notte. Abbiamo un ostello municipale, c'è anche il custode, abbiamo anche il servizio lavanderia, veramente bello. Sì, sono come si dice? Oh, scusa, non dico però. Ospitalità appunto povere, ci si deve adattare, in questa stanza si mangiava e si dormiva. Ma pulitissimo dappertutto. Sì, molto pulito, avevi il posto per lavare la biancheria, era molto molto pulito. Ti devi adattare, ma è molto diverso che andare una sera, per esempio in Borgo Franco siamo andati in un bed and breakfast, a volte succede che non trovi niente e devi andare, però è come un po' snaturare un po' il cammino così, non so, perché entri in un'altra ottica, in un altro mondo, ti sembra proprio di snaturarlo e allora ti adatti, comunque trovi sempre, a parte qualche posto un po' infelice che abbiamo trovato, ma se no adattandosi, insomma, la pulizia di solito c'è sempre, che è la cosa più importante. E troviamo sempre una persona che ti accoglie in questi casi, non è un bed and breakfast che vali quanto paghi o in albergo, quello che è, diciamo, no? Qualche volta ti spiegano la zona, qualche volta ti parlano, qualche volta scambiano delle idee, così. Qui troviamo uno spagnolo che sta andando verso Santiago. Anche partito da Roma, anche lui. sì. Ecco, Tiziana sta sistemando i piedi. Prevenzione sì. vesciche. Ecco. 2 parole ancora su Mortara. Mortara in latino ara mortis, vuol dire altare dei morti. Questa battaglia, dicono gli storici, è costata 70.000 soldati. Per questo il nome è Mortara. Qua si esce da Mortara e si entra in Algeia e si continua. A volte si ha dubbi sul percorso e allora sì, ci si confronta con chi passa o trovi a piedi, in bicicletta o col trattore per i campi, perché non sempre sono ben segnalate o ben descritte. Adesso probabilmente le cose sono anche cambiate, si parla quasi 10 anni fa, quindi era abbastanza agli inizi allora. In questo caso era già un pezzo che si camminava a vista, valutando la direzione dove era il sud, il nord, eccetera, i punti cardinali, e si andava. E questa è
diciamo, dicevo, questa qua è la direzione, però da molto non si trovava riscontro, ecco, non trovavamo dei segni. Perché il problema poi, se sbagli, se sei in macchina fai presto, torni indietro e continui, ma quando sei a piedi, se sbagli, sono dolori, perché devi fare tutto a piedi e poi alla sera i chilometri si diventano tanti e arrivi veramente che sei cotto. Andiamo avanti, siamo a giugno e qua troviamo del frumento pronto, maturo, con i piccioni che trovano da mangiare, da riempire la pancia. Anche qua troviamo delle persone che hanno piacere di parlare, si fermano, parlano dove venite, dove andate, eccetera. Si scambiano, così è bello trovare. Si chiede chiaramente se siamo giusti, allora in questo caso già avevamo risolto il problema di prima. Siamo a Garlasco, vicino a Pavia, e noi si va a Pavia. E poi nostra figlia con il marito vengono a prenderci. Abitavano a Milano, sono venuti, poi non siamo tornati in treno. Ritorniamo, siamo tornati a Pavia, quindi questa foto è stata fatta qualche mese dopo, a settembre, e facciamo la seconda tranche. Questa è la chiesa di San Pietro in Celdone. Vedete, sono tutte chiese romaniche, 1100, questa è la loro età. È importante perché dentro c'è questo mausoleo di Sant'Agostino. È meraviglioso questo mausoleo. La foto non rende, ma vista è molto più bella. E Pavia è una città, merita una bella visita. Chiaramente è stata capitale longobarda per 200 anni circa. Ecco, questa è un'altra delle chiese importanti. Il famoso ponte con alla lavandaia. E questa è la chiesa di San Michele. In questa chiesa è stato incoronato imperatore Federico Barbarossa. Tanto per dire, insomma, studiamo tanto i libri e qua tocchiamo con mano queste cose con una estrema semplicità. Ecco, questo è l'interno. Questa chiesa, pur essendo romanica, non ha niente di bello, ha solo questo crocifisso, perché dice la guida che è passato Napoleone e i soldati hanno depredato tutto quanto era depredato, sono rimasti solo i muri. Usiamo, il riso è quasi, l'abbiamo trovato piccolo, alto 20 cm con i campi allagati, troviamo i campi asciutti con le spighe cariche di chicchi e quasi che mature, insomma. In fase una settimana o l'altra andava via tutto. Dormiamo a Santa Cristina, però prima di arrivare troviamo questa chiesetta che la guida ci dice molto importante per la via Francigena, con sempre romanica e con affreschi che riguardano San Giacomo. Però non troviamo, la guida dice che la casa vicina ha le chiavi, si può chiedere, abbiamo chiesto, nessuno aveva le chiavi e quindi si va. Vedete il portale, la vetustità della costruzione. E qua andiamo avanti e siamo vicino al Po, a Cor de Sant'Andrea, c'è il transitum Padi, vedete, il transito sul Po, e c'è un traghetto volendo passare in questo posto, altrimenti si va altrove e si passa per un ponte. Sì. Ecco, Cor de Sant'Andrea è un grosso borgo contadino, diciamo, disabitato, c'è solo un ristorante. E questo è il segno, questi due sono i segni, la colonnina e questo qua, questa iscrizione, sono i segni che qui c'era il passaggio del Po, quindi il traghetto ufficiale del Po, da Piacenza verso Pavia. L'imbarcadero. Qualche ora prima avevamo telefonato al nostro traghettatore che è arrivato con il motoscafo e ci fa passare il fiume. Per
bellissima sensazione comunque. Non più la zattera con una corda da una parte all'altra. Ci porta a casa sua, che è anche un ostello, però noi volevamo andare ancora avanti, la voglia di fermarci c'era. Il traghettatore qua, diciamo, con i suoi compagni di merenda, ci fa firmare quello che dobbiamo firmare, paghiamo quello che dobbiamo pagare e lasciamo questo posto meraviglioso, diciamo, appena sotto l'argine del Po. Perché diciamo, la nostra tappa, il nostro ostello era a Piacenza, anzi a est di Piacenza, uscendo a Piacenza. La strada è ancora molto lunga. Piacenza ha un bel centro storico, molto bello. E questo è il nostro ostello. Mattino successivo, anche questo è un ostello parrocchiale. Il mattino successivo, alla nascita del sole, eravamo già in cammino sulla via Emilia. Abbiamo fatto un tratto di qualche chilometro in condizioni disgraziate, perché la via Emilia è una delle vie più trafficate d'Italia. Poi si va per i campi. Troviamo i campi del loro oro rosso, che sono i pomodori, ne troviamo tanti. Sì, girasoli. Poi troviamo un po' di tutto, insomma. La pianura padana bisogna dire che è ricca. Fiorensole Garda è una cittadina interessante. Ci sono anche zone industriali, non c'è solo campagna, boschi. Poi arriviamo a Fidenza. Fidenza ha una cattedrale che è una tra le più belle dell'Emilia. Il portale, come avete visto, è meraviglioso, la cripta pure. E Fidenza per noi è la porta degli Appennini. I prossimi 3 giorni li faremo attraversando gli Appennini per la Cisa e andremo a Pontremoli. Attraversiamo il fiume Taro, e vicino dall'altra parte sarà Bordotaro, poi saliamo su verso la montagna, verso i valichi. E gli Appennini sono tutto un po' su e giù. Ci fermiamo presso un cimitero perché sappiamo che dove ci sono i cimiteri c'è acqua, e questa è la nostra tappa per oggi. Arriviamo a Sivizzano. Vedete, ci sono colline, non sono proprio montagne, sono colline dolci, somigliano alle marchigiane, sono bei posti comunque, pochissimo abitati, perché non sono zone ricche, non ci sono zone industriali. C'è agricoltura e ci siamo fermati per strada, proprio in questa giornata, abbiamo comprato del parmigiano reggiano di montagna per pranzo, tanto per cambiare il pasto, perché a mezzogiorno di solito si va a panini, frutta, panini, e alla sera si va con elegante sotto un tavolo. Una cena abbondante, di solito così. Qua troviamo sempre un'accoglienza in parrocchia, è la cantina attrezzata anche con uso cucina. Qui ci facciamo da mangiare perché avevamo voglia di farci da mangiare dopo tanto mangiare in giro per ristoranti, ristorantini e pizzerie. In tutto il tragitto della provincia di Parma abbiamo i paracarri con il segno del pellegrino, ormai riconosciuto, diciamo, internazionalmente come segno del pellegrino. Salendo sempre a Appennini, alle 7 di mattina eravamo davanti a questa chiesa di Bardone, un'altra chiesa romanica, chiusa alle 7 di mattina, nessuno in giro e si tira a gamba. Andiamo paese superiore a Terenzio, un'altra chiesa della stessa epoca, all'incinta, con un cimitero interessante, anche quello antico, però non si fotografa tutto e poi non si può mostrare perché la scelta è stata fatta tra 2000 fotografie o anche più di 2500 fotografie. Quindi. Questo è un tratto molto bello, qua c'erano dei cagliolini, un paesetto non tanto abitato, comunque era carino, era ben tenuto.
Berceto, a basso abbiamo Berceto. Scendiamo giù perché è un po' un passo, diciamo, siamo su alti e andiamo giù a Berceto. E da Berceto andremo su alla Ciasso. Berceto è famoso per la cattedrale e per San Moderano. Un vescovo francese di ritorno da Roma, a clamor di popolo, viene fermato e rimane là fino alla morte. Questa è quanto troviamo dentro questa cattedrale, che dicono inferiore solo a quella che abbiamo visto prima a Fidenza. Lasciamo Berceto e andiamo verso il passo della Cinzia. Questo è l'ostello un po' prima del passo dove siamo ospiti alla sera. Al mattino successivo, il giorno diciamo il meteo dava pioggia e siamo partiti presto. Qua siamo alla Cisa, stiamo arrivando su al passo, non so, 6:30, 7 di mattina al massimo. Ecco qua, il confine tra L'Emilia e la Toscana. l'Emilia e la Toscana, quindi tra Gran Ducato di Toscana e Ducato di Parma, fino all'arrivo del Regno d'Italia. Scendiamo verso Pontremoli, tra qualche borgata, tutte disabitate. La zona è un po' rama, diciamo, non molto povera. Una volta forse si poteva vivere, adesso non si vive più. La gente viene come seconda casa, ci sono delle bestiole da accudire di tanto in tanto, e così. Ci siamo seduti su una strada, diciamo, su una via, parte di via medievale, la guida della età medievale. Arriviamo a Pontremoli, città dei ponti, c'è il fiume Magra, che ogni tanto crea problemi, ha in confluenza un altro fiume più o meno delle stesse dimensioni. Sono tutti ponti a schiena d'asino, anche prima, diciamo, anche in Val d'Aosta. Ecco, una bella cittadina, un po' disorganizzata. Dormiamo in un convento nuovamente francescano. Il mattino successivo si parte presto e troviamo una delle più belle chiese della via Francigena. È la chiesa di San, non mi ricordo, a Caiano comunque. Andiamo poi a fare colazione su, questo è l'interno, una bella romanica pulita, e questo è il retro, con il cimitero. Poi andiamo a Filattiera, il tragitto ci porta là, che è una cittadina fortificata appena sopra la chiesa. E questo simbolo, vedete che è San Giacomo, è sopra una porta. Oggi la casa è privata, ma questo era nei secoli un ostello per la via Francigena. Eccolo qua, messo a posto. Usciamo per la porta sud, poco dopo abbiamo un guado. Si trova di tutto, anche i guadi. E entriamo nell'abitato, nel borgo di Fileto, scusate. E questo è originale come quando è stato costruito. Vedete il portone d'entrata qua, e in fondo c'è un altro portico, e in fondo c'è il portone d'uscita. C'è una piazza centrale e gli edifici sono tutti d'epoca. Questa è la piazza, è l'uscita, e qua fuori la villa. Proseguiamo, la nostra tappa è a Ulla, la fine della nostra tappa è a Ulla. Anche qui siamo ospiti di una parrocchia. C'è una basilica di San Caprasio, con tutte le storie eccetera eccetera. In questa chiesa è stato trovato anche un pavimento romano, e quindi la storia sarebbe lunga da raccontare. C'è un museo e troviamo una coppia di polacchi. Un po' in inglese ci si capisce, ma li vediamo, e poi li troviamo anche il giorno successivo all'ostello dove andremo. Mattina presto si sale,
da qui si fa la strada diciamo di monte, come succedeva in Val d'Aosta, sempre via Francigena, perché il fondovalle attraversato dal Magra spesso interrompeva i collegamenti, allora c'era questa via di monte. Sotto di noi abbiamo Santo Stefano Magra. Vediamo il Magra, scusate, niente, torniamo. Santo Stefano, vediamo il fiume Magra che scende giù e va al mare nel golfo di La Spezia. Andiamo avanti, siamo andati veramente in montagna. Ecco, questo è un castello su in cima che viene in mente il momento. E vediamo che i segnavia, i capitelli sono spesso in pietra bianca, stiamo avvicinandosi alle Alpi Apuane, sono di marmo bianco. Scendendo troviamo questo borgo, lo stesso visto da basso, visto da Sarzana, stiamo entrando in Sarzana. Siamo partiti alle 6 di mattina e siamo ancora senza colazione alle 11:30. Non abbiamo trovato niente per strada, solo montagna. Qua era domenica e per fare colazione abbiamo fatica a trovare un tavolinetto dietro un angolo, no, libero per fare colazione. E avevamo anche voglia di sedersi perché dopo 5 ore di cammino senza fermarsi si ha anche voglia di fermarsi. Lasciamo Sarzana e continuiamo. Il nostro... Quella è matura. Sì. Le Alpi Apuane, quasi tutte nascoste dalle nuvole. Ecco, vediamo qualche pezzo di bianco, sono le cave che sono immense. Arriviamo ad Avenza, è un sobborgo di Lucca e qua troviamo ugualmente ospitalità parrocchiale. Ci sono 2 stanze col servizio e qui troviamo anche i nostri 2 polacchi che hanno fatto la stessa strada. Qui il parroco, non abbiamo detto una cosa. Qui in questi ostelli comunali o parrocchiali o conventuali troviamo, alle volte si paga, alle volte una cifra fissa che è molto bassa, alle volte è a donazione libera e così anche qua è la donazione libera e il parroco ai pellegrini lascia pagato la colazione al bar da vicino. Il mattino successivo piove e si parte e si va. Qui siamo a Pietrasanta, appena dopo Avenza, appena dopo Lucca, diciamo. No, Lucca, Massa. Appena dopo Massa, Carrara è a monte e Massa diciamo, è più basso in valle. Dopo Massa si trova Pietrasanta. All'entrata di Pietrasanta troviamo questa pietra. Siamo nelle Apuane e qualcuno ha pensato di fare questa scultura. L'entrata vera e propria, la vecchia entrata è questa qua. Vedete che è medievale. Visitiamo velocemente una mostra di Botero, la cattedrale e poi si continua con la pioggia. Per fortuna c'è stata poca pioggia e poi siamo andati volentieri avanti. Insomma. Avanti incontriamo anche qua questa chiesetta, Camaiore, una bella via centrale con palazzi e, diciamo, e negozi, è una cittadina turistica. Io non spiego tanto le origini di una città alle volte o altre cose perché non arriveremo più alla fine. Questa è la cattedrale e proseguiamo oltre. Facciamo un piccolo passo e arriviamo a Val Pronaro, un'altra canonica messa a disposizione della comunità e troviamo queste 2 signorine. Ragazze francesi che sono partite da zona Bordeaux e sono partite praticamente senza soldi. Avevano giusto quello che poteva servire per un medico, per delle medicine.
e dalla Francia fino a qua dove erano arrivate hanno sempre trovato ospitalità sia per dormire che per mangiare. E viaggiavano così in maniera molto semplice, molto povera. Avevamo offerto loro una pizza, non l'hanno voluta, non hanno voluto, e poi l'hanno accettato e hanno detto che avrebbero dato quei soldi a chi trovavano per strada, avrebbero trovato per strada e che probabilmente avevano più bisogno di loro. Erano molto tranquille, simpatiche, viaggiavano proprio con semplicità e umiltà. Erano molto giovani. Durante i cammini si fanno degli incontri veramente molto belli, molto profondi, sono incontri che a volte difficilmente li dimentichi e a volte qualcuno siamo rimasti anche in contatto, è bello insomma. Mattino successivo si cammina e si va verso Lucca. Questo è il fiume, diciamo, che costeggia Lucca, e si attraversa un pezzo di pista ciclo pedonale e si arriva a Porta San Donato, la porta, diciamo, a ovest di Lucca. Lucca è una città che non occorrerebbe descriverla, ha intanto le mura percorribili sopra le mura, possono percorrerle per i 360 gradi, e poi è una città storica tra le belle in Italia. Qualche foto così. Questo è il Duomo di San Martino, anche questo meraviglioso. Io mostro due cose che sono dentro, ma sono decine le cose che sono. Ecco, qui troviamo un labirinto. Un labirinto è il segno della vita, delle difficoltà della vita. Anche in un labirinto non è facile, diciamo, orientarsi e arrivare al dunque. È come la vita d'altra parte. Su questa colonna, all'entrata, vedete queste colonne sono tutte lavorate da sovrievo. Un'altra chiesa sempre là. Qui andiamo a casa per la seconda volta, prendiamo il treno e torniamo a Colloredo. L'anno successivo, a giugno, ripartiamo. A settembre ripartiamo e torniamo a Lucca con treno. E si parte e si va a Alto Pascio. Anche Alto Pascio ha la sua storia. E in più, una cosa tra le virgole, diciamo che lungo la via Francigena, durante il Medioevo e gli secoli successivi, si erano andati a formarsi degli ordini più o meno religiosi, spesso con la tonaca e con la spada, tipo Cavalieri di Malta, tipo Templari e tipo Cavalieri di Alto Pascio, per esempio, che seguivano, visto che c'erano molti pericoli, briganti, eccetera, lupi per le strade, per i sentieri dove si andava, e aiutavano i pellegrini a risolvere i loro problemi, sia fisici, sia esistenziali, sia un po' di tutto. Anche qui siamo ospiti di una confraternita, i quali ci aspettano, ci spiegano, è bello essere sempre ricevuti. Abbiamo qui una chiesa di San Giacomo, parte romanica e parte, diciamo, più tardiva, diciamo. E il campanile è romanico, è originale. Al mattino alle 7 siamo in uscita anche qua. C'è un cibo che spiega la via Francigena. Ecco, è l'osteria di Greppi. Questa osteria era un'osteria medievale nel XIII secolo, nel XIV secolo, è stata soppressa a causa di pestilenze e guerre, ricostruita nel secolo successivo, è stata in funzione fino al secolo scorso, diciamo.
si trova in mezzo a un periodo di cerbaie. Le cerbaie per i toscani sono boscaglie, diciamo, no? Impenetrabili, non coltivabili, quindi sono cespugli, alberi, rovi, eccetera. E si trova scritto, diciamo, si trova nei catasti questa osteria a servizio del pellegrino. Qui c'è un passaggio obbligato sul fiume Usciana, che è poco prima vicino al fiume Arno. Anche qui c'è un ostello, questo è il fiume Arno, e questo siamo in Miniato al Monte, dove ci fermeremo in un altro convento francescano. Cattedrale, abbiamo Fra Giovanni di Ciserle la Sena, e qua abbiamo anche Andreas. Un altro pellegrino che è venuto dalla Germania, aveva un periodo un po' critico della vita e è partito e ha fatto la via Francigena. Non mi ricordo dove era partito, noi l'abbiamo conosciuto qua. Poi ci siamo persi di vista per 2 o 3 giorni, poi ci siamo ritrovati e è rimasto con noi diversi giorni e siamo rimasti in contatto, è venuto a trovarci e così. Il bello dei cammini è che conosci la gente, al mattino ti saluti e poi ognuno va per la sua strada con i suoi tempi, i suoi pensieri. E magari ti ritrovi dopo 2 giorni in un posto che magari ce n'erano diversi da potersi fermare e ti ritrovi e così è bello. Gli assi ti perdi, ti ritrovi spesso e volentieri, è bello, insomma, ecco, perché non sei legato, non hai tempi da rispettare, così ognuno va con i suoi tempi e poi ti ritrovi. Siamo in partenza qua alle 7 del mattino all'incirca, dopo aver fatto colazione, e queste due foto diciamo sono un po' particolari. Troviamo dei punti di primo soccorso, la porticina l'ho aperta io, ci sono dei cerotti dentro, dei piccole medicine, diciamo, uso banco, così se servono. E poi c'è anche un'altra cosa importante. In poche parole, nel 1506 in questo posto è transitato un gruppetto di giovani che arrivavano dalla Svizzera con il loro capitano. Erano i primi soldati della nuova guarnigione che avrebbe, diciamo, da allora Formato la Guardia Svizzera a servizio del Papa. Andiamo verso L'uva si sta maturando. Verso Gambassi verso San Gimignano poi. Anche qui abbiamo una chiesa romanica e abbiamo degli edifici dove vengono ospitati, è un ostello comunale, vengono ospitati pellegrini e non, ma soprattutto pellegrini. Ecco qua i segni, le stigmate del cammino. Questa è la chiesa, annessa, diciamo, all'ostello, e qui abbiamo una bella compagnia. C'erano delle persone che facevano staffetta e facevano, non so, 2, 3, 4 tratti di via Francigena, poi passavano il testimone e arrivavano a Santiago. Qua abbiamo incontrato quella coppia, marito e moglie, venivano da Mosca, li abbiamo conosciuti là e anche con loro siamo rimasti assieme al tedesco fino a Capranica, poi ci siamo salutati. Li abbiamo ritrovati qualche anno dopo, andando a Mosca a trovare la nostra figlia, abbiamo avuto l'occasione di ritrovarci, è stato una grande festa. E questo ragazzo è da Cornuda. Anche Fabio lui è stato solo 2 o 3 tappe, poi ha dovuto salutarci perché doveva rientrare per lavoro. Con suo grande dispiacere ci ha salutato. Piangere. Non è facile vedere i giovani piangere per lasciare la compagnia. Si trovava in primo piano qua troviamo un architetto che fa la gestrice di questo ostello. Andando avanti
Ecco, questa è la chiesa della cittadina, un dipinto. Questi sono i nostri amici russi che salutano il giorno, il sole che si alza. Vladimir e Natalia. Natalia, sì, li troviamo davanti a noi. Siamo in zona di Natalia Vigno Toscana. e lontano, controsole, Si vede San Gimignano, le torri di San Gimignano. vedete, questo è il paesaggio, e si entra a San Gimignano. Chiesa di San Francesco, anche qui ci sarebbe il mostello per fermarsi, la guida ci dice di fermarci qua, ma avevamo fatto solo una quindicina di chilometri e il nostro volevamo andare a Monteriggioni, insomma, però la tappa è stata lunga, quasi 40 km. Lunga, calda, quasi senza acqua alla fine, che nelle campagne non trovi, le case sono chiuse, non è facile. Siamo sempre a San Gimignano E qua non ci siamo capiti bene e avevamo capito che finivano là, tornavano a casa, abbiamo offerto una bibita, così ci siamo salutati e poi invece dopo 2 giorni ci siamo ritrovati con grande sorpresa. finiamo di fare un giro, abbiamo visitato San Gimignano da turisti normali e usciamo. San Gimignano lo vedremo ancora per un pezzo, sempre più lontano, sì. Colle Valdessa, andiamo avanti e arriviamo a Monteriggioni. Monteriggioni l'avevamo visitato almeno un paio di volte in epoche passate e non andiamo a dormire a Monteriggioni, ma dormiamo a Badia Isola, che è, diciamo, una piccola frazione sotto la collina di Monteriggioni. A Badia Isola perché abbiamo un ostello gestito dalla Confraternita di Santiago. Ecco, questa è una grancia, oltre che essere pro tempore adesso ostello, è una gancia, ossia un granaio fortificato. Lo troveremo ancora dopo. Mentre qui siamo dentro, Ecco, qui dentro l'ostello, diciamo. ci sono i gestori che ti accolgono, fanno la lavanda di piedi, c'è tutto un rito quando sono gestiti dalle confraternite di Santiago, e al mattino dopo ti aprono un buon cammino. Questa è la colazione, qua ci danno il viatico, ci leggono il viatico. Ecco, lasciamo Monteriggioni sulla sinistra e andiamo verso Siena. La tappa è corta, una quindicina di chilometri, una delle pochissime tappe così, però a Siena bisognava fermarsi, insomma. Ci fermiamo sotto una quercia E qua ritroviamo Fabio e Andreas. un punto di fermata lungo la via, che ogni tanto troviamo. Fabio ci saluta, dormiamo insieme e il giorno successivo lui ritorna a casa per motivi di lavoro. Lasciamo Siena per Porta Romana. Beh, prima visitiamo Siena, abbiamo avuto il tempo di visitarla, l'avevamo anche visitata in altre volte. Questo è il famoso palazzo medievale ed è la sede dei Monte dei Paschi, la vecchia sede. Ecco, il mattino successivo avevamo fatto le foto di rito, chiaramente, compresa la piazza del campo, però il mattino successivo ho rifatto la foto di piazza del campo, completamente sgombra, solo con qualche piccione. Ecco il bello di camminare e alzarsi presto. Ecco, se vedete, in fondo spunta la cattedrale che avevamo visitato anche il giorno prima. Usciamo qua proprio Porta Romana e si va verso la Val d'Essa. Prossimo Tiziana si ferma a chiacchierare con qualcuno che aveva voglia di chiacchierare. Andiamo per la Val d'Essa. Troviamo la grancia di
io per i nomi proprio è un'altra la Grancia di Cuneo, scusate l'età. Ecco, questo era in restauro. Questa che vedete è la Grancia, vedete che non è un villaggio, è un qualche cosa di fortificato grande e un granaio che serviva per il grano, perché allora il mais non c'era, e zona contestata da Siena e da Firenze. Usciamo dalla Grancia e continuiamo per la Val d'Essa e arriviamo a Buon Convento e qua si va. Anche Buon Convento è medievale ed è intatto ancora. Questa è la via principale, in fondo alla via principale troviamo la chiesa e troviamo il nostro ostello. E usciamo per andare a cena e chi troviamo? Vladimir e Natalia e ci siamo fermati insieme. Eravamo insieme, abbiamo fatto questo tragitto, l'ultima tappa con Andreas e la compagnia si è riunita. Vladimir aveva sempre una bottiglia di vino rosso. Il giorno successivo facciamo una deviazione. Volevamo andare a Sant'Antimo, visto in precedenza è posto per di poco meraviglioso. Ecco, quindi per andare a Sant'Antimo troviamo anche questa. Si legge da voi? Vedete chi è il committente e da dove viene? Ingrandiamo un po'. Vedete? E vedete da dove viene? Malesia. Non so se riuscite a vedere. No, ci siamo incuriositi perché il proprietario non era italiano, ormai la Toscana è soprattutto inglese, ma ci sono anche gli altri che arrivano ben da più lontano. Ecco, questi sono vini di Sangiovese, siamo zona Brunello di Montalcino. Arriviamo a Montalcino dove scrivo città del vino, città del miele perché qua c'è la fiera del miele più importante d'Italia, o almeno la seconda forse, città dell'olio e quindi città del vino. Avevamo visitato anche qua, abbiamo fatto comunque uno scorcio, un giro veloce e poi siamo usciti perché volevamo andare qua. Questo è Sant'Antimo. Sant'Antimo per me per noi è un qualche cosa di irripetibile tra tutte le cose belle che abbiamo trovato lungo il cammino. Abbiamo dormito qua, nell'ostello vicino all'abbazia, abbiamo seguito i loro canti la sera perché ai frati interessa che i pellegrini frequenti e poi là abbiamo incontrato anche questa coppia arrivati in macchina con i loro problemi, abbiamo scambiato anche le nostre idee con loro e non sono pellegrini. E qui abbiamo cominciato, stiamo salendo la Val d'Orcia, questo è il fiume d'Orcia, se possiamo chiamare il fiume d'Orcia, ma non ci sono i nostri fiumi. Lo attraversiamo, lo guardiamo, dalla riva sinistra, siamo sopra Bagno Vignoni, alla riva destra. Sono paesaggi toscani. Il Monte Amiata in fondo che ci accompagnerà per 2 o 3 giorni. Vedete, qua cominciamo a vedere l'iscrizione a Roma. Destinazione finale. Ecco, questa è la via Cassia, poco frequentata in queste zone, ne facciamo un pezzettino. Questa è la chiesa di San Pellegrino, la chiesetta di San Pellegrino, porta i pesi dei suoi anni e c'è un cartello a sinistra anche che voglio mostrarvi, visto che oggi siamo al 4 di ottobre ed è San Francesco. Potete leggerlo?
ve lo alzo sopra, inizio di leggerlo e poi andiamo avanti. Sì, sono belle cose per chi ci crede, no? Sono belle cose che si trovano lungo i cammini. Qua Sono c'è la tante le cose che si descrizione. trovano, ma Poco dopo cominciamo a vedere radicofani. radicofani. Niente, sempre radicofani, sbaglio a prenderlo, indietro. Radicofani. Questo è il castello di Tacco di Vino, famoso condottiere, e bandito, eccetera, che si trova sul colle sopra Radicofani. Radicofani è a 800 metri, quindi siamo in montagna, sempre indicazioni. Questo è lo stello che in estate per l'1 agosto è gestito dalla confraternita. Noi eravamo a settembre e abbiamo trovato le altre persone. Troviamo Natalia in cima, vedete, arrivata prima di noi, non l'abbiamo vista a lungo il tragitto. Erano 2 giorni che ci vedevamo più. E l'abbiamo trovata là alla finestra quando siamo arrivati. Ecco qua, l'ospitale San Pietro e Giacomo, anche questo è il comunale, gestito appunto dalla confraternita. 800 abitanti e la chiesa. La chiesa ha una serie d'opere, specialmente dei Della Robbia, che non troviamo neanche, diciamo, potremmo dire a Firenze, e altre cose anche. Sopra c'è il castello. Arriviamo di sabato e domenica c'era la festa paesana, diciamo, no? Con pagli, eccetera, con le contrade. Abbiamo partecipato alla cena di una contrada, la contrada più vicina allo stello. Il mattino successivo arriva anche Andrea, è arrivato a una certa ora, ha fatto un giro immenso, si è perso da qualche parte, almeno ci ha raccontato, e è arrivato tardi alla sera. Mezzo ubriaco, non dal vino ma dalla stanchezza. Anche la torre del castello di Radicofani la vedremo per un po'. Scendiamo giù, il paesaggio è sempre un po' più brullo, più secco. Siamo a Ponte Arrigo, vicino ad Acqua Pendente. Passiamo ad Acqua Pendente, è un convento, anche qua gestito, ci sono delle suore ma è praticamente disabitato, insomma, come quasi tutti i conventi. Dormiamo qua. Ci sono tanti letti, scegliamo dove vogliamo. Siamo ancora con Andreas, Sta scrivendo le sue memorie, che voleva diceva, scrivere un libro, non so se l'ha mai finito comunque. siamo all'uscita, questa è la fortezza di Acqua Pendente, e si va verso il lago di Bolsena. Lo vediamo e sta arrivando anche un grosso temporale. Si oscura quasi il cielo. Troviamo in un altro posto da fermarsi. In mezzo alla campagna, e qui Sì. c'era una casetta, tipo una nostra casera, e il proprietario è tutta recintata, però il proprietario le si aveva aperto il cancello e questo portico a uso di chi passava, quasi sempre pellegrini, e si potevano fermare per un attimo di sosta. E per noi è stato provvidenziale perché con la pioggia, perché era veramente un temporale brutto e Sì, non è stato questo ideale. il posto che descrive Tiziana. Qua, finita la pioggia, è rimasta un po' di pioggerellina e abbiamo cominciato a camminare. Poi la pioggerellina si è intensificata un po' e ci siamo fermati in un'altra sottoportico, diciamo. Bolsena, con il castello, la città di Bolsena, una bella cittadina. Arriviamo con la pioggia, poi il tempo cambierà. Anche qua c'è la chiesa basilica di Santa Cristina con le spoglie, e c'è anche opere d'arte, c'è anche una necropoli. Questo ci dicevano perché la gente voleva dormire vicino ai resti di Santa Cristina. È dentro la montagna, ho scavato di qua e di là,
tutti questi loculi che vedete qua, ne sono dappertutto, più alti, più bassi. Alla sera ci troviamo tutti insieme. Arriva Vladimir con moglie, abbiamo Andreas e abbiamo anche una pellegrina francese che fa la via Francigena da sola. Troviamo un altro pezzo di basolato romano, ancora percorribile con l'auto, vedete, serve le case che sono là vicino. Qua vediamo insieme un attimo come costruivano i romani, come quasi si costruisce adesso. Ingrandendo un po', vedete, i romani scavavano 1,5 metri, una fossa di 1,5 metri, mettevano i cordoli lateralmente, poi stratificavano tra sassi, diciamo ghiaia grossa e poi ghiaia fine e sopra mettevano le pietre. E sono ancora percorribili, ne abbiamo trovati diversi pezzi, sono percorribili ancora al giorno d'oggi. Non serve fare paragoni qua, vero? Troviamo che ci indica Roma. Una quercia dove ci siamo fermati perché si camminava da un bel pezzo, era attrezzata per i pellegrini. E qua arriviamo a Montefiascone, città dell'est, est. Est era che un signore tedesco mandava avanti il suo servo più fidato e dove trovava il vino buono scriveva est sulla porta della città, in modo che lui sapeva che in quella città si beveva del buon vino. È arrivato a Montefiascone e ha scritto est perché era buono. Poi la storia dice, non so se è vero, che questo signore ne ha bevuto talmente tanto che è morto a Montefiascone per troppo vino bevuto. E sembrerebbe ci fosse anche la sua tomba. Non sembrerebbe, la tomba l'abbiamo vista e visitata, abbiamo questa chiesa, no? Ma non si sa se lui è proprio morto da vino. Ma così dice la storia, insomma, doveva essere... Comunque una bella città, Montefiascone. Tutto sommato. Ecco, questo siamo all'uscita di Montefiascone e ci sono degli altri tratti di basolato romano. Qui abbiamo un gruppo di ragazzi che abbiamo accompagnato un paio d'anni dopo, ragazzi del CAI, e li abbiamo accompagnati lungo l'ultimo pezzo della via Francigena, li abbiamo accompagnati fino a Roma. Da Montefiascone. Fino a Roma. Perché faccio anche quel mestiere là, qualche volta, a quando serve con i ragazzi. Montefiascone visto da valle, visto sulla via di Viterbo. In montagna in fondo, dello Viterbo. Ecco qua. Qui siamo partiti da Bolsena, avevamo lasciato il nostro amico a letto perché aveva una tendinite non so cosa e dovevamo arrivare a Viterbo e nel pomeriggio, appena fuori Viterbo, prima di arrivare ci sono le terme, proprio in aperta campagna. E a un certo punto mi arriva un messaggio e mi dice mi prenoti un posto anche per me stasera. Ma dove sei? Io sono alle terme, l'avevamo lasciato a letto a Bolsena e lui era già alle terme. Miracoli di magari qualcuno per il tram o non so cosa. Lui era sempre un po' più avanti di noi, non so come faceva, forse noi che camminavamo proprio lenti, ecco, lui era più svelto di noi. Diciamo così, insomma. Entriamo a Viterbo, questa è la porta d'entrata a Viterbo. E qui è una città dei papi, no? Viterbo, e quindi ha molti edifici storici. Anche qua ci troviamo tutti insieme, vedete i 3 maschi della compagnia che parlano della tappa dell'indomani, di come e dove fare, eccetera. Dormiamo in una torretta sulle mura, molto bella. Questo è il Palazzo dei Papi, questo. Il mattino successivo cominciamo la strada percorrendo una parte interna delle mura, appena lasciato, diciamo,
questa torre che serve anche da ostello. Usciamo dalla porta e troviamo le tagliate etrusche, li chiamano loro, ossia durante le guerre anche gli etruschi avevano gli schiavi e facevano tagliare. Questa era una collina, invece di andare in cima alla collina e andare giù di là, con gli schiavi hanno fatto delle tagliate sul tufo tenero che abbiamo in queste zone, e quindi per avere una strada chiara. Qua ce n'è un'altra, metà mattina Il riposo. siamo fermati e poi eravamo tutti e 5 e poi abbiamo continuato insieme. E I quindi moscoviti abbiamo e il trovato- tedesco hanno trovato i fichi per la prima volta. Gli italiani si sono raggiunti. Ecco, è zona di noccioleti, tutta la provincia, quasi tutta la provincia di Viterbo. Vedete, così abbiamo calpestate tante, era periodo di raccolta. Qua siamo alle Torri di Orlando, sempre in mezzo a un noccioleto. Si dice che il paladino di Carlo Magno ci sia fermato qua, per questo Torri di Orlando. Vediamo chi si avvicina a Roma perché vediamo il primo marittimo. Ci siamo salutati a Vetralla perché loro si fermavano, sia Andreas e i due russi. Ci siamo salutati definitivamente, poi noi siamo andati per la nostra strada e arriviamo alla sera a Capranica, e vicino dove dovevamo andare al bed and breakfast perché non c'era nient'altro in zona. E a un certo punto ci siamo resi conto che c'era gente che faceva chiasso così, perché sapevano che noi dovevamo arrivare là e già ci stavano salutando, ma noi non sapevamo di ritrovarli ancora là. E anche loro, non si sa come, tutti e tre, noi abbiamo fatto tutto a piedi, siamo arrivati alla sera stanchi e tardi, e loro invece erano già con doccia fatta e tutti pimpanti, non si sa come sono arrivati sempre prima di noi. Comunque là è stata proprio l'ultima sera, poi ci siamo. Là avevano un tavolo dove non stava su neanche un bicchiere, c'era cioccolata, arachidi, cosa c'era ancora là? Di tutto. Patatine, Erano arrivati nel primo pomeriggio e se la sono goduta. E questa è Capranica, è indescrivibile quanto sono belli questi centri in cima ai colli alle volte. Al mattino ci si saluta per l'ultima volta, questa è la volta definitiva, no? E poi diciamo, con loro abbiamo ancora delle comunicazioni. Andreas poi è venuto più di qualche volta, abbiamo ospitato a casa più di qualche volta. E come diceva Tiziana, Vladimir e noi li abbiamo incontrati a Mosca, abbiamo fatto una buona festa. Il gestore, il proprietario del Bed and Breakfast, invece di mandarci per la via ufficiale, ci ha accompagnato fino a questa valletta che abbiamo sceso, una valletta lunga 7 km, impensabile trovarla in quelle zone, sembra Casilio. Arriviamo a Sutri, città etrusca prima, romana poi e avanti. Abbiamo visitata per quello che abbiamo potuto e poi siamo scesi dove c'è l'anfiteatro, questo è l'anfiteatro, e c'è anche il sepolcreto, diciamo, in fianco. Eccolo qua, è la necropoli etrusca. Ne abbiamo trovate anche a prove, anche tombe. Ecco, qui ci sono i rimorchi con le nocciole. Vedete quante nocciole? Noi abbiamo il vino, qua abbiamo tante nocciole. Siamo già in zona pecorino romano e si continua. Ci siamo fermati sotto un albero solitario in una campagna un po' arida e un po' desolata, diciamo. Ci siamo fermati per pranzo. Un po' avanti troviamo il fiume Treia con le sue cascate e i suoi mulini, un'altra oasi molto bella.
prima di arrivare a Campagnano Romano. Anche questo edificio ha la parte medievale, la parte che finisce qua, dopo la parte medievale abbiamo la parte rinascimentale e oltre il portico abbiamo la parte moderna. Questo è uno dei posti, uno dei 3 posti, 4 su tutta la via Francigena, 3 forse, che è stato veramente desolante dormirci, perché sembrava proprio una discarica di materassi. Abbiamo scelto i 2 meno peggio e ci siamo adattati, perché ormai alle 8, 8 e mezza di sera o alle 7 fai fatica a fare altri magari 2, 3, 4 chilometri per trovare qualcosa di meglio. Sia sempre il sacco nel suolo proprio, Sì, dormiamo dentro il proprio sporco, ma insomma lo stesso era un po'. Comunque sono stati pochi i posti, proprio i 3 in tutto. siamo molto vicini a Roma qua, siamo nel parco, comincia il parco di Veio, il parco archeologico etrusco importante, uno tra i più importanti diciamo del mondo etrusco. Ecco, Madonna del Sorbo, questa è la chiesa. Anche qui non abbiamo visto nessuno, la chiesa era aperta. Poi arriviamo a Fornello, che è l'ultimo comune prima di arrivare alla Stota, dove siamo già a Roma. Una bella cittadina ordinata anche questa qua. Anche qui ci sarebbe il Mostello. Sul percorso urbano, diciamo, dentro la città troviamo il simbolo del pellegrino. E qua siamo in Musita. Vedete che anche questa qua sicuramente è stata città etrusca, poi romana, e poi medievale, poi rinascimentale, come tutte le città che abbiamo attraversato, e si arriva ai giorni nostri. Gli ultimi cipressi sembra ancora Toscana, e qua siamo ancora. Siamo qua con i ragazzi, stiamo attraversando un parco che è, diciamo, tra la Stota e Montemagno. Praticamente siamo dentro la Roma storica, il parco della Marcigliana. La via Trionfale, siamo a Roma, fuori qui in Cosinelli, arriviamo in vista del cupolone, la zona Montemario, e ancora un po' lontano, poi lo vediamo più da vicino e andiamo a vedere in piazza San Pietro. Qui esplichiamo la burocrazia, ossia andiamo all'ufficio Pellegrini dove ci danno la via Francigena, la pergamena, l'attestato, di la pagella, non so come controllano un po' i timbri, ma vedono che ce ne sono tanti e che siamo belli abbronzati e ci danno la pergamena. Ecco, anche qui c'è un ostello della confraternita di Santiago, quindi abluzione ai piedi, si cena, si fa colazione insieme, troviamo altri 2 pellegrini e così ci trasformiamo in turisti. Abbiamo incontrato anche un amico, un vecchio amico del Cammino di San Francisco, e poi un'occhiata a San Pietro e poco più, e poi con questa foto possiamo accendere le luci. Siamo arrivati con in poche parole abbiamo fatto quasi le 11, ma insomma abbiamo cancellato i 3/4 di foto, abbiamo spiegato anche poco perché ogni sito andrebbe spiegato qua. Vedete com'è l'Italia, la conosciamo, quant'è complessa e quant'è ricca di monumenti, di storia. Ogni 3 passi ci sarebbe qualcosa da dire. E così. Vi ringraziamo. Se avete qualche domanda da fare, avete voglia di chiacchierare, vi delucidiamo cosa sono queste cose, questi cammini. Per chi ha voglia di partire, magari. Per chi ha voglia di partire e perché si parte così, sapendo che c'è tanta fatica da fare, si cammina. Così.
Se avete delle domande, siamo. Bene, ci possiamo salutare allora. Ringraziamo Tiziana e Agostino per il viaggio lungo, ma insomma ho capito che sintetizzare era difficile. Vi diamo appuntamento il prossimo mese con Robert Colonnello e il viaggio in Burkina Faso, lunedì 8 novembre, sempre qui. E basta. Buonanotte a tutti, buon rientro.